Buona giornata, bentrovati, benvenuti all'appuntamento con il nostro primo spazio informativo della giornata che riguarda la rassegna stampa dai principali quotidiani del giorno, Gazzettino, Tribuna, poi le cronache provinciali per quanto riguarda la Marca Trevigiana, sempre di Gazzettino e di Tribuna. Concluderemo con un'occhiata dettagliata alle nostre zone di competenza, Conegliano, Vittorio Veneto, Quartier del Piave ed infine lo sport, sia a livello provinciale che poi dalla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda l'internazionale ed il nazionale. Inforchiamo gli occhiali e andiamo alla lettura dei quotidiani per questo martedì 30 luglio 2019. Cominciamo oggi dalla Tribuna di Treviso. Vedete il solito richiamo in prima per le pagine interne, il vice premier 5 Stelle, cioè Di Maio, scrivo un nuovo testo per l'autonomia, annuncia un progetto con risorse per il sud, furiosa la Stefani, questo dice è sleale. Nessuno vuole veramente la crisi, se ne parla naturalmente per quanto riguarda il nostro appuntamento e la nostra apertura a pagina 6 della Tribuna. Caro affitti, dilaga la protesta, oggi a Porta San Tommaso, raccolta di firme contro gli aumenti, giovedì assemblea aperta al Biscione organizzata dal Sunia. Il presidente dell'Ater dice ma ora vendiamo gli alloggi a prezzi stracciati, questo per quanto riguardava l'aumento degli affitti delle case popolari con la rivolta che si allarga a macchia d'olio. A Porta San Tommaso dalle 9 di questa mattina l'associazione Quartieri Vivi ed Attivi di Enrico Renosto raccoglie sotto il gazebo le firme per la sospensione immediata della riforma. Poi giovedì dalle 17:30 al Biscione, Sunia e CGIL incontrano gli inquilini. Volo radente in città, sulla città di Treviso denuncia il ministro un aereo di linea a terra al Canova ma non sul lato quinto, su Treviso, facendosi guardare e sentire da tutto il centro storico, una domenica con sorpresa, insomma l'altro ieri per tanti trevigiani quando il Boeing 737-8 della compagnia Pobeda, partito nel primo pomeriggio da Mosca, poco prima di atterrare alle 18:55 sulla pista dello scalo di Treviso, ha sorvolato il centro, il comitato ha inviato una denuncia al ministro. Andiamo sulla foto che vedete qui in prima pagina della Tribuna, parla di sport, parla della leggenda Pinarello, dai pomi di Nani ai 15 tour. Domenica ho telefonato a casa e ho fatto i complimenti ai miei ragazzi, quelli che le bici le fanno, insomma, oltre a quelli che ci pedalano. Con il volo per Parigi all'Arc de Triomphe sono arrivati anche i telai gialli realizzati in extremis per festeggiare la vittoria. Li ho firmati proprio io. Fausto Pinarello se la gode, il 15° Tour de France, vinto in 30 anni con le sue bici, una leggenda, la Pinarello, dai 2 pomi in tasca di Giovanni Nani al trionfo di Bernal, il colombiano che vediamo in questa foto. Turni duri in sala operatoria ma è guerra di cifre con l'ULSS, c'è la denuncia al sindacato in questo riquadro che va a continuare poi a pagina 16, a pagina 18 crolla il tetto della storica Villa Sina, parco chiuso, Villa Sina si sta sbriciolando, domenica è crollata una parte del tetto della barchessa, il parco è stato così purtroppo chiuso. La pagina, la prima della Tribuna, si chiude con questa notizia che riguarda il personaggio Endris, l'eroe e la sua catena di generosità, doppio eroe. È Endris Borsato, il 35enne che a Fossalunga aveva salvato 4 anziani dal rogo della casa. Dopo quel gesto si è innescata la catena di solidarietà. Gli anziani hanno ricevuto donazioni proprio per la casa, l'hanno girate a Borsato, Borsato infine a 2 bimbe malate proprio per le cure. E questo è il bello di questa notizia. Lasciamo la Tribuna e passiamo al Gazzettino di stamane, sempre con le principali notizie. Dalla prima pagina ci sono 3 riquadri in prima che ci portano a Treviso per il crollo del soffitto del natatorium che resterà chiuso per 2 mesi. Poi si parla di calcio con la Serie A, ecco i calendari, via il 24 agosto, subito big match. La storia, infine la diocesi compra la casa natale di Papa Luciani e la apre al pubblico, se ne parla a pagina 12 del Gazzettino di oggi.
Mafia a nord-est, proiettile all'eurodeputata Rosanna Conte, infiltrazioni a Caorle, minacce alla leghista Conte, ma non mi fermeranno, ha detto. Il poliziotto amico dei casalesi resta in cella, un delinquente, il presunto boss di Eraclea, Luciano Donadio, e l'associazione camorristica che faceva a lui riferimento si sono a lunghi avvalsi della collaborazione di un poliziotto in servizio a Jesolo, lo ha scritto la Corte di Cassazione nell'ordinanza con la quale ha confermato il carcere a carico di Moreno Pasqual, definito un soggetto pericoloso con evidenti attitudini delinquenziali. Questo è il riquadro in prima pagina del Gazzettino è evidenziato. Le idee. L'altro Matteo nella gabbia della minoranza, tra l'altro rumorosa, scrive Giovanni Diamanti, in prima e 23esima pagina poi la ripresa. Tutelate noi e non quei due viziati, i funerali del carabiniere, la vedova che dice lo Stato deve difendere gli onesti, il capo dell'Arma che aggiunge basta coltellate, siamo a Somma Vesuviana, dove una grande folla commossa ai funerali di Mario Cercello Rega, il vicebrigadiere dei carabinieri ucciso sabato notte a Roma, il comandante dell'Arma Nistri ha invitato a fermare per l'appunto le polemiche. E su questo caso, il commento di Carlo Nordio in prima e 23esima pagina parla di quella foto, di quella benda sugli occhi che non nasconde così il vero orrore. La foto è per la lingua veneta, la raccolta firme fa flop, proposte di legge, servono 50.000 firme entro ottobre, però sembra arrancare la raccolta firme per la proposta di legge proprio sulla lingua veneta. La pagina la chiudiamo con due riquadri, il primo e il secondo. Il primo Venezia, San Marco Group, l'operaio potrà diventare manager, contratto innovativo per il gruppo San Marco, 85 milioni di fatturato previsti a fine anno e 200 addetti nel solo stabilimento principale di Marcon, riconosciuta ai dipendenti la possibilità di crescere professionalmente in azienda. Un operaio potrebbe diventare anche manager dopo un'adeguata formazione finanziata proprio dal gruppo della famiglia Geremia. E poi l'altro riquadro, dall'altra parte del quotidiano, prima pagina, la protesta del Sud, autonomia egoista, Zaia dice penoso veramente sentirlo, l'autonomia non colpisce il Sud ma lo aiuta, ha detto Zaia, a questo punto sta diventando anche penoso continuare a sentire tutto ciò, scrive Angela Pederiva sul quotidiano Il Gazzettino questa mattina e la ripresa in pagina 6 dopo il riquadro. Adesso è spazio di provincia e cominciamo dal Gazzettino. La provincia del Gazzettino la si apre con i classici riquadri che portano le pagine interne. Effetto Egonu per quanto riguarda la pallavolo dell'Imoco, gli abbonati all'Imoco in crescita del 25%. Poi si parla di rugby con Jones a pranzo da Benetton. Treviso è stata la scelta giusta per la sua nazionale. E poi l'indagine, società vitivinicole in 4 anni hanno guadagnato 104 milioni. Salta un volo, caos, arriva la polizia, l'aereo Ryanair che doveva andare a Catania non c'era, passeggeri naturalmente infuriati, hanno detto che era rinviato a sabato, gli agenti calmano gli animi e c'è addirittura chi parte in auto per la Sicilia, AR3 aggiunge non c'entriamo, la responsabilità è solo ed esclusivamente della compagnia. Qui a Treviso potature sul PUT, un mese di disagio e poi sale operatorie, l'altro riquadro, sindacati in agitazione, guerra di cifre con l'ospedale. La foto invece che vedete a centropagina parla della storia dei Foscarini a Castelcucco, dicono è casa nostra, una famiglia torna dal Brasile dopo 134 anni, la bandiera veneta in primo piano, vedete nella foto della famiglia Foscarini che ha deciso di tornare in Italia dopo 134 anni in Brasile. A Castelcucco c'è la loro casa, hanno detto, e a Castelcucco torneranno a vivere da veneti ed italiani. Cede il soffitto, le piscine comunali di Treviso rimarranno chiuse purtroppo per 2 mesi, crolla l'intonaco nella vasca interna, Zampese aggiunge riapriremo soltanto entro settembre.
Ed ancora il riquadro qui con il caso Rizzoli. Antonio Augusto Rizzoli, l'ex primario di psichiatria morto a Venezia, sarà sepolto oggi a Vicenza e intanto è guerra fra l'erede designato e i familiari a cui Rizzoli non ha lasciato nulla. Chiudiamo la pagina del Gazzettino Provinciale con la mamma di Loro che difende il figlio, è stato massacrato, no la prego se ne vada, mio figlio è già stato fin troppo massacrato, lo hanno e lo avete massacrato. Lei è Maria e il suo è un cuore di mamma, suo malgrado inghiottita da una tragedia. Lui, il figlio massacrato, è Andrea Loro che sta scontando 13 anni di carcere a Santa Bona per aver tentato di uccidere 6 anni fa Matilde Ardia, sua moglie, la madre dei suoi bambini, strangolandola e poi simulando un incidente stradale. L'uomo già gode di permessi premio e torna spesso nella casa dei genitori a Loria, ma ha anche chiesto la semilibertà, vuole uscire almeno di giorno dal carcere per andare a lavorare. Chiudiamo con il riquadro che arriva da Vittorio Veneto, poi continuazione a pagina 16, l'incrocio maledetto, c'è stato un altro incidente, l'assessore Intervenga Autostrade ha detto si conferma un incrocio maledetto, quello tra la Alemagna e la strada in uscita dal casello della A27 di Vittorio Veneto. Ieri mattina un incidente simile a quello che a giugno è costata la vita a Chiara Bernardi, 42 anni di Santa Lucia, che ha avuto per fortuna un esito diverso. L'appello dell'assessore Fasan di Vittorio Veneto dice deve intervenire Autostrade. E allora apriamo il quotidiano adesso, apriamo il Gazzettino, siamo sulle pagine di Conegliano, vedete, quartiere centro-sud, nasce la piazza, partiti i lavori di realizzazione nel centro, nel retro, anzi scusatemi, dell'Istituto Marco Fanno, sarà estesa 4.500 metri quadrati e avrà panchine ed aiuole, verrà ultimata per settembre con la posa delle alberature e sarà interamente pedonale. L'unico altro caso è Piazza Cima per quanto riguarda Conegliano. Una giungla attorno alle poste invece con l'aggettivo indecoroso a Mareno di Piave. Fiori d'arancio qui sulla colonnina in municipio, il sindaco Guzzo si sposa e poi la città piange il suo gelatiere. L'altro giorno sui social si era vista subito la notizia dell'addio ad Andrea Marin. Si è spento domenica a 56 anni soltanto per un male che si è aggravato ad inizio luglio, metteva sempre gli altri davanti a sé. Andrea Marin era il titolare del gelato buonissimo, molti lo ricorderanno, insomma un bel personaggio, una buona persona naturalmente. Valdobbiadene Vidore Conegliano con la pagina che parla del restauro del municipio, l'impresa fa causa al comune, siamo a Valdobbiadene, l'azienda lamenta costi aggiuntivi e chiede un altro 1 milione di euro. Fregonese, che è il sindaco di Valdobbiadene, dice che la questione sarà affrontata in tribunale e poi vedremo come andrà. La piccola comunità, 10 anni fa moriva Don Antonio Zuliani, lo ricordate, no? Eccolo, Don Antonio Zuliani aveva un grande seguito, nel 1984 scelse di stare vicino agli ultimi per aiutarli con le armi di Don Bosco. Era stato insegnante e tra l'altro anche padre spirituale di Silvio Berlusconi che era venuto a trovare parecchie volte qui a Conegliano, anche addirittura con il suo elicottero. Lavori sull'acquedotto, possibili disagi e siamo a San Vendemiano, mentre a chiudere 6 lavoratori in nero con una multa di 50.000 euro alla ditta. A Farra di Soligo, qui siamo a Vidor, qui siamo a Farra invece per un giovane operaio di 27 anni che è stato trovato morto dal padre. Vittorio Veneto, la pagina parla di questo incidente di cui vi raccontavo, A27 altro incidente al casello. Autostrade deve intervenire, frontale nello stesso punto dove a giugno è morta Chiara Bernardi. L'assessore Fasan aggiunge la problematica va affrontata e risolta il primo possibile. La pallavolo è in lutto, si è spento Lele Gallio, negli anni 70 aveva contribuito a fondare la squadra vittoriese di pallavolo. Ex Tonello, a fondo pagina, il titolare dell'impresa va contro Darè, le sue parole sono mortificanti. Enrico Maset dice fanno la guerra tra fazioni e chi ci rimette è naturalmente il cittadino. Lasciamo aperto
le pagine provinciali del Gazzettino, mentre vi sottopongo le pagine provinciali della Tribuna di Treviso. E allora case popolari con proteste, assemblee e raccolte di firme contro caro affitti e legge regionale. Dall'altra parte della pagina discutiamo sui numeri, non sul senso della riforma, colpiamo chi imbroglia e chi ha i soldi naturalmente per pagare. Ancora ULSS numero 2, turni insostenibili nelle sale operatorie. La notizia che abbiamo dato prima è quella del cedimento di un pezzo di controsoffitto alle piscine comunali di Santa Bona. Zampese dice devono partire subito i lavori per poter dare ancora agibilità entro il mese di settembre. Sicuramente sarà abbastanza lunga, non ci voleva, visto il caldo e la calda estate che stiamo vivendo ed attraversando. Fiamme al mezzo sequestrato, il sospettato è un parente, siamo sul quartiere del Piave ed è una svolta l'indagine della finanza sull'escavatore che è andato a fuoco alla Gallina Scavi. Lo incastrano i tabulati telefonici, una testimonianza e la presenza dell'auto. Lavoratori in nero, eccolo lì, la multa di 50.000 euro pizzicati dai carabinieri in un'azienda di via Montello, sospesa l'attività fino al pagamento della sanzione. Ancora, questo è un amico, Gardenal Ezio, è una pagina intera per il figlio che... Ezio Gardenal era persona molto nota, molto conosciuta. Ringrazierò ogni giorno per la fortuna di averti avuto come padre, scrive il figlio Alberto, che poi saluta Ezio Gardenal, che è morto l'altro giorno, ma persona conosciutissima in città, a Conegliano soprattutto. La piccola comunità parla di troppe richieste, serve un benefattore, si parla di Don Antonio Zulian, la Onlus non può permettersi l'acquisto di una residenza, oggi la messa in ricordo di Don Zuliani, amico tra l'altro di Berlusconi. Addio anche ad Andrea Marin, il maestro gelatiere è morto a 56 anni e di pari pari, ecco qui, il calcio che piange Ezio Gardenal, bomber alla corte di Radice, era un gran bel giocatore e lo ricordiamo tutti, insomma, perché è un personaggio incredibile. Ancora un incidente a Savassa, siamo a Vittorio Veneto, i residenti dicono non c'è visibilità, bisogna fare qualcosa, miracolati 2 vittoriesi all'uscita del casello dove è morta Chiara Bernardi, il quartiere è furioso, gli scontri avvengono perché è un incrocio pericoloso e nessuno capisce perché non venga sistemato o modificato. Area Tonello, Masetta d'Are dice gravissime proprio le tue parole. Queste le principali notizie Conegliano, Vittorio Veneto, quartiere del Piave, che abbiamo visto da Gazzettino e Tribuna. Sfogliamo così in diretta la pagina della Tribuna per fermarci sullo sport. La rana è strana e pazza come me, spero di non sparire. Benny Pilato, la baby rilevazione dei mondiali a soltanto 14 anni, pensate, tatuaggi troppo presto per scegliere cosa ricordare, la Pellegrini può insegnarmi a stare calma, è stata una grande gara nei 50 rana per quanto riguarda la Pilato. Basket, la storia, nella testa una protesi in 3D, Ceron però può tornare sul parquet. Marco Ceron con la maglia tra l'altro della Reyer Venezia e questa è la sua storia. Ieri c'è stata la decisione il sorteggio, meglio dire, della prima giornata e di tutto il calendario della Serie A 2019-2020 e allora prima giornata, la vediamo? Con Cagliari-Brescia, 25 agosto si giocherà, prima giornata, Cagliari-Brescia, Fiorentina-Napoli, Verona-Bologna, Inter-Lecce, Parma-Juventus, Roma-Genoa, Sampdoria-Lazio, Spal-Atalanta, Torino-Sassuolo e a Udine-Udinese-Milan. Questo per quanto riguarda il calcio, una partenza subito, vedete il titolo, è una partenza da brividi, Sarri subito contro il suo Napoli, perché appunto abbiamo Parma-Juventus, ma lo incontrerà dopo nelle altre giornate. Pinarello, 15° Tour de France in 30 anni, c'erano una volta le 2 mele di Nani, ha fatto festa domenica sia a Parigi e poi in azienda.
La TVB è vicinissima ad Elston Turner Jr., guardia e figlio d'arte, esterno puro, numero 2 naturale, adattabile ad ala piccola, reduce dalla Germania, lungo passato in Italia, papà era in NBA. L'Imoco è già boom abbonati, vi dicevo poco fa, le prime amichevoli vengono confermate, sono tutte amichevoli che, come ormai ci ha abituato l'Imoco, sono in campo esterno, vedremo poi nel dettaglio. Il nuovo Treviso è stato presentato ieri a Nervesa della Battaglia, Feltrin, un buon gruppo, ma non facciamo proclami, domani ai 300 le maglie e il consorzio. Verrà consegnata domani la maglia, la prima maglia al primo cittadino di Treviso, Mario Conte. Eccolo qua, il Treviso d'attacco, sceglie l'apertura con il Treviso, il Gazzettino, un Treviso d'attacco iniziata ieri a Nervesa la preparazione della nuova squadra costruita per dominare il campionato di promozione, ci credo, hanno fatto uno squadrone, insomma, acquistando dei giocatori interessantissimi, il tecnico e di categoria superiore, il tecnico Feltrin parla di una rosa di qualità con giovani molto interessanti che faranno la differenza, se lo augurano in molti. Nuovo USA, la De Longhi ci prova adesso con Turner, l'esterno è dato vicino dalla firma, arriva dalla Bundesliga. Per quanto riguarda la seconda pagina sportiva c'è l'effetto Egonu, abbonamenti alle stelle, prima fase della campagna Imoco, emozioni DOC con quasi 800 tessere staccate, più 25% rispetto al 2018-2019, precampionato, Montecchio, Pomì e Bergamo, tanto per iniziare. Questo per quanto riguardava le principali notizie del giorno. Chiudiamo solo con i titoli per quanto riguarda la Gazzetta dello Sport. Subito A, o meglio subito boom per quanto riguarda la Serie A, prima giornata, come vi ho detto in precedenza, l'ho già letta, lotta scudetto dopo 7 turni, le prime verità, si parte il 24 e il 25 agosto, tra la seconda e la quarta Sarri affronta il suo Napoli, poi ci sarà Milan-Inter. Guardate questa bella foto, il CR7 Show, Ronaldo ha ricevuto il premio Leggenda da Marca, Juve, Marca non è la Marca trevigiana ma Marca il giornale spagnolo, Juve più forte, la Champions arriverà, sono sicuro, questo ha detto. Dalla parte qui abbiamo Inter, mossa Marotta, offerti 15 milioni e Dzeko si avvicina, poi parla il Milan, doppio sbarco per Leao e Leo Duarte, test e poi le firme per i due giocatori. A chiusura, qui sulle belle gambe della fidanzata di Cristiano Ronaldo, Dybala in vendita, Lukaku a casa, ci sarà lo scambio? E questa la domanda per quanto riguarda lo sport che va a concludere la nostra rassegna stampa giornaliera di oggi e siamo al 30 di questo mese, al 30 di questo luglio 2019. Abbiamo concluso, noi ci risentiamo domani, altro appuntamento, sempre con venetoglobe.com. Buona giornata.